Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie per essere qui questa mattina e grazie a tutti coloro che hanno organizzato, grazie al sindaco uscente che oggi qui tutti insieme anche sosteniamo. Parlare di autonomia differenziata in questo momento storico nel nostro Paese è fondamentale, assolutamente fondamentale. Perché l'autonomia differenziata, ovvero regionalismo differenziato, cambierà definitivamente la faccia della nostra Repubblica. Autonomia è una parola importante, è anche una parola bella, ma declinata come ha scritto Calderoli quel disegno di legge sull'autonomia differenziata, non funziona e non può funzionare. Primo, facciamo degli esempi concreti per comprenderci. Una delle materie che potrà essere richiesta e normata in forma esclusiva dalle regioni, quindi non solo il Veneto, dalle regioni, è l'istruzione, la nostra istruzione pubblica. Significa che il giorno dopo l'approvazione dell'autonomia differenziata, una regione, siamo in Veneto, facciamo l'esempio del Veneto, può chiedere, e state sicuri che lo chiederà, la materia dell'istruzione, che potrà normare esclusivamente la Regione Veneto. A quel punto un assessore regionale all'istruzione potrà scrivere un nuovo programma per gli studenti ed è un programma regionale. A quel punto i concorsi che si faranno nella scuola saranno concorsi diversi dalla regione magari di fianco, che possa essere la Lombardia o il Friuli Venezia Giulia. E le regioni più ricche potranno pagare gli insegnanti in modo più alto, allora a quel punto, in modo migliore. Quindi a quel punto che cosa succede? Succede che inizia una concorrenza spietata tra regione e regione. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Devo dire che qui a Rovigo stiamo cercando di fare una cosa che è un po' diversa rispetto a quello che uno si aspettava. Parliamo di temi scomodi non per il contenuto, ma temi scomodi dal punto di vista dell'opinione pubblica. Stiamo parlando di autonomia differenziata in Veneto e la narrazione che è stata portata avanti dell'autonomia differenziata in Veneto in particolare è assolutamente univoca. Nessuna forza politica di fatto aveva avuto il coraggio all'epoca di opporsi, se non appunto alcuni movimenti che avevano cominciato a segnalare un po' di problematiche. Ne eravamo nel 2017 e di fatto è stato un autentico plebiscito. Nessuno aveva avuto il coraggio di mettersi di traverso rispetto ad una cosa che veniva venduta in un certo modo. Sono tre di fatto le motivazioni che hanno portato a questa sorta di plebiscito. La prima, perché autonomia differenziata? Al di là del fatto che ovviamente è consentita dalla Costituzione, perché la riforma del titolo V del 2001 aveva consentito di individuare una serie di aree di intervento che potevano essere devolute alle regioni. Però partendo da lì, perché l'autonomia differenziata? Perché nell'ambito della gestione del bene pubblico, in particolare nell'ambito della gestione dei servizi pubblici, quanto più vicino sei al territorio, si dice, tanto più dovrebbe essere in qualche maniera rispondente alle esigenze dei cittadini la fornitura di quel servizio lì. Mettendo dentro di tutto di più, nel senso che se sono 23 le competenze che sulla carta costituzionale possono essere devolute alle regioni in maniera non concorrente ma sulla base di tutta la procedura che è stata ricordata adesso, sulla base di una trattativa, e poi magari entriamo un attimo su che cosa significa questa trattativa. Non tutte hanno le stesse caratteristiche, ci sono delle competenze che necessitano di mettere a terra delle economie di scala o sono soggette a delle economie di agglomerazione di un certo tipo, altre invece che non hanno quei problemi lì.